Finalmente dopo anni attendevamo questo momento, oggi inauguriamo ufficialmente questa sede meravigliosa. È una sede storica dove lavoravano 1200 operai facendo la seta. Noi oggi facciamo un altro lavoro tradizionale che è la cucina, la trasformazione alimentare. Per i nostri ragazzi è veramente una grande avventura. Noi abbiamo realizzato dei laboratori che sono unici nell'orizzonte delle scuole veneto e forse anche in Italia, perché abbiamo dei laboratori che vanno dalla materia prima, lavorazione del latte crudo di stalle qui del territorio, fino attraverso i vari laboratori di pasticceria e di cucina fino alla tavola degli ospiti. Direi che comunque la ciliegina sulla torta in un territorio che esprime tanto in materia enogastronomica, il fatto che abbia anche qui un istituto va nella direzione che interessa a noi, che è quella della promozione, di dare modo a questi ragazzi e poi di avere uno sbocco sul mercato del lavoro, che sia un'occasione vera, reale, di trovare seria occupazione. Un progetto che nasce con il sostegno della Regione, ma che ha trovato nella famiglia Polegato un sostegno fondamentale. Beh, assolutamente sì, poi si mettono sempre insieme, no? le diverse realtà per poi portare a casa questa operazione. Da un lato la Regione che sostiene finanziariamente, dall'altro un privato che mette a disposizione degli spazi e poi ovviamente la scuola, la formazione e i ragazzi. Qualche anno fa con l'allora assessore Zambone e il sindaco Davì si pensò di fare una scuola. Ma fare una scuola è difficile perché quando noi siamo abituati a vederle le scuole già fatte, scuole che stanno lì magari da 100 anni, qui non c'era nulla e quindi gli insegnanti e quindi i ragazzi e quindi lo sforzo anche di un'amministrazione di crederci. La Regione però ci ha sempre creduto alla formazione professionale e molti anni dopo con questa amministrazione e con l'intelligenza e la sensibilità di un imprenditore abbiamo costruito questa meraviglia. Però su tutto un grazie deve andare a quei docenti che hanno continuato a far crescere la scuola di Valdobbiadene in numeri e in qualità. Qualità che si traduce anche in innovazione, ad esempio il brevetto del Pandavin. È stata la prima scuola ad immaginare di raccogliere finanziamenti privati e non solo pubblici, a fare investimenti che portassero anche ad essere una realtà economica sostenibile. E guardate che questo è un fatto del tutto rivoluzionario, cioè una scuola che si trova agli investimenti, e addirittura facendo un prodotto e brevettandolo, il Pandavin. Un'idea incredibile e molto efficace. Essendo produttori di vino siamo molto legati alla ristorazione, quindi non poteva essere una cosa migliore aprire oggi a Valdobbiadene, la patria del Prosecco, la patria del Prosecco superiore, una scuola di cucina, officina della ristorazione. Quindi è stato un impegno importante, non a scopo sicuramente di grande ritorno economico, ma una sfida e una valorizzazione del territorio, quale è questo territorio che ormai nel mondo si fa conoscere per il proprio prodotto che è il vino Prosecco. Quindi è stata un'ambizione e un impegno sicuramente da parte nostra, perché crediamo e abbiamo sempre creduto che i ristoranti italiani sono i grandi veicoli per diffondere le eccellenze italiane, tra cui il vino, l'olio, la pasta. Quindi più abbiamo ragazzi preparati a raccontare le nostre eccellenze e più saremo più forti nel mondo e nell'esportazione. Abbiamo fatto rivivere questa grande struttura industriale che era l'ex Filanda con più attività, perché abbiamo anche una cantina di produzione, abbiamo un'occhialeria, abbiamo un supermercato, Conad, abbiamo la sezione degli artigiani, abbiamo aperto anche una Filanda con 6 posti letto e un bar, e oggi la parte sicuramente più emozionante anche dal punto di vista dell'orgoglio della famiglia è questa scuola DF, che è una scuola che si occupa delle eccellenze di tutte quelle che sono le nostre food, il nostro cibo e le nostre specialità della nostra area. Sono molto orgoglioso di poter condividere con tutta la comunità di Valdobbiadene questo giorno nel quale si festeggia per un grande risultato ottenuto. Nel 2015 il Comune di Valdobbiadene ha elaborato il piano di assetto del territorio coinvolgendo più di 1000 ragazzi delle scuole con temi e disegni che dovessero illustrare come volevano Valdobbiadene. Ecco, molti dei ragazzi avevano evidenziato questa parte dell'ex Filanda Piva come un luogo abbandonato, brutto e pericoloso. Sono passati poco più di 2 anni e vediamo questo grande risultato grazie all'impegno economico, alla disponibilità e alla lungimiranza di Giancarlo Moretti Polegato e famiglia Polegato, e la grande forza di volontà della Regione che ha voluto assieme a noi
spostare la scuola di ristorazione DF qui e recuperare l'ex Villanda Piva, che fa parte della storia di Valdobbiadene. Ecco, l'augurio a questi ragazzi è che un domani possano dire, così come i nostri antenati hanno potuto fare: sono orgoglioso di essermi diplomato alla DF di Valdobbiadene nella sede dell'ex Villanda Piva.